Allora, eccoci insieme cari telespettatori, un'altra parte delle nostre interviste molto importante e allora abbiamo il piacere di avere in studio per parlare di vaccini per le persone più fragili, per coloro che hanno già delle difficoltà legate a delle patologie in essere, a volte molto gravi e quindi devono risolvere il problema di vivere in un certo contesto sociale, supportati da persone che si comportano anche nel modo più idoneo, però non possono rischiare ulteriormente con questa pandemia in atto che ad andi rivieni si acuisce sempre di più, a volte diminuisce, però di fatto esiste. E allora, vaccini sì, come, in che termini, che prospettive ci sono, quando vengono vaccinati, possono essere supportati da chi? E allora Alberto Borin, coordinatore dell'associazione Valentina Pennello Onlus, ben ritornato qui con noi. Buonasera. E tra l'altro rete utenti per caso. Esatto. Che quindi vuol dire? È un'aggregazione di ad oggi circa 70-80 associazioni di Padova e provincia, è una rete che si sta allargando sempre più e quindi diciamo le associazioni di volontariato, le associazioni impegnate nell'assistenza e nei servizi alle persone in difficoltà sia in struttura che soprattutto a domicilio, ci siamo messi insieme, ci stiamo aggregando perché riteniamo che appunto si possa essere più efficaci negli interventi se siamo coordinati tra di noi, quindi è un'importante rete appunto, come dice il termine, proprio che può essere più forte insomma, per intercettare sia i bisogni e dare risposte migliori. Valentina Pennello Onlus, che cos'è invece? Ne abbiamo già parlato, sì, però sì. è bene ricordarlo. Certo, è un'associazione di Padova che nasce in memoria appunto di Valentina, una nostra cara amica, purtroppo mancata per un melanoma, e in sua memoria offriamo servizi di assistenza domiciliare per malati oncologici e terminali, quindi comunque con malattie molto gravi, dove c'è bisogno più di un intervento di supporto, sia di tipo sanitario e socioassistenziale, ma anche di supporto emotivo e spirituale, sia per gli ammalati che per i familiari. Quindi, ecco, tipo di come si struttura il vostro intervento? Il nostro per intervento... chi avesse queste persone, certo. questa persona magari in famiglia, o chi sa che è in questa situazione potrebbe entrarci? Beh, noi siamo a disposizione nel senso che nel momento in cui ci chiamasse un familiare o una persona che conosce casi di questo tipo, possiamo intervenire, metterci a disposizione, cercando ovviamente di collaborare con i servizi sanitari territoriali, ecco, che però purtroppo non riescono sempre a soddisfare la domanda, e quindi ecco la nostra associazione con i propri operatori sanitari, professionisti, specializzati in cure palliative, ecco, quello che si chiama anche fine vita, però ripeto ci occupiamo anche di situazioni non così diciamo così terminali, ecco, abbiamo anche patologie gravi che però sono un po' stabilizzate, diciamo, cito Parkinson, SLA, distrofia muscolare, insomma tutte cose purtroppo molto gravi dove però si può dare una mano in maniera specializzata, professionale, per aiutare il familiare e l'ammalato, insomma. Nelle vicissitudini di vita, cioè nelle cose anche più pratiche, anche tipo l'accompagnamento oppure assistenza specialistica anche psicologica, cioè come funziona? Allora, ovviamente ci occupiamo prioritariamente della situazione sanitaria, clinica e familiare e fisica, diciamo così, quindi i bisogni proprio legati alla persona, però sappiamo bene che la malattia produce purtroppo degli effetti molto pesanti nelle relazioni. Infatti noi abbiamo addirittura una figura specializzata, Elena, una dottoressa che si occupa di supporto emotivo e spirituale, proprio perché nel momento in cui c'è una grave malattia le dinamiche sono pesanti e cerchiamo di aiutare anche da questo punto di vista, insomma. Non è solo supporto psicologico, ma proprio lavoriamo sulle emozioni e anche sull'aspetto spirituale, che non è religioso, è proprio quello che viviamo come difficoltà interiore quando ci sono queste situazioni. Quindi c'è anche l'aspetto emozionale. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora qua si innesca in tutto questo il virus, tra l'altro, esatto. Perché? Perché sono persone estremamente fragili. Esattamente. E quindi hanno più bisogno di altri di essere protette e tutelate, pur essendo necessario che restino in un contesto di socialità. Certo, uno dei problemi purtroppo è che molte di queste persone appunto sono a casa, sono a domicilio perché le strutture per vari motivi non hanno potuto o non hanno avuto le condizioni per poterle seguire. A casa ovviamente c'è una fragilità che si amplifica perché mancano anche una serie di supporti, diciamo così, anche materiali e tecnici, e quindi la fragilità che tra l'altro si estende
alla cerchia familiare, perché ovviamente tutti convergono verso il problema della persona ammalata, crea una situazione di maggior disagio e di maggior vulnerabilità. Ecco che allora c'è un po' un appello da parte nostra di fare presto, diciamo così, compatibilmente, sappiamo, con le problematiche di questi giorni, di queste ore, ma attenzione che c'è una quantità purtroppo molto ampia di persone fragili, soprattutto a casa, che bisogna proteggere prima che appunto la situazione del virus possa creare delle situazioni ancora più pesanti, diciamo così, insomma. Allora, come fate, come possono essere protetti? E quindi il vaccino sì, ma come, in che condizioni? Poi soprattutto quando una persona è a casa? Guarda, il primo elemento è proprio intanto far emergere questi casi, questa casistica, e farla venire in emersione, perché spesso non si sa, sembra incredibile, ma anche, diciamo, la struttura pubblica non ha sempre i numeri e gli indirizzi, non so se mi spiego. Ecco, quindi già portare in emersione, informare che ci sono delle situazioni, a volte anche sfuggono perché hanno delle caratteristiche un po', diciamo così, borderline, ecco, non è una situazione conclamata o ben definita, però lì esiste un grave problema, quindi già portare in emersione per noi è già una cosa importante, mettere un po' i riflettori e poi ovviamente cercare di sollecitare le autorità a programmare un intervento il più veloce possibile per proteggere questo tipo di situazione, insomma, ecco. Chi è che rende edotta, informa le istituzioni che ci sono questi casi? Voi come associazione? Ecco, noi come associazione e anche come rete proprio ci stiamo preoccupando di questo, quindi raccogliamo i dati, gli indirizzi, i nomi, le situazioni, facciamo una sorta di banca dati e cerchiamo di interagire con le autorità per informare e verificare che ci sia questo tipo di attenzione. C'è un altro problema, molte di queste patologie sono in rapida evoluzione, quindi magari le autorità sanitarie hanno fotografato la realtà in un certo modo, classificandola magari rischio medio-grave, passano pochi giorni, poche settimane e tutto precipita. Noi che siamo lì frequentemente proprio, che interagiamo con queste famiglie, invece vediamo la situazione per quella che è. A volte ovviamente parliamo subito con la figura naturale che è il medico di famiglia, diciamo così, ma non basta, quindi distretto sanitario, protezione civile, autorità in senso lato. Quindi voi vi attivate in questo senso, sì, perché quando si parla di tutte queste entità, dal sì, privato cittadino, certo, vengono i capelli dritti. Certo. Perché, vabbè... abbiamo costituito questa rete perché siamo presenti, siamo sui territori, ci parliamo, quindi magari un'associazione intercetta un bisogno, informa l'altra, vai tu, vado io, in modo che, diciamo, in qualche modo intercettiamo questi bisogni che, ripeto, purtroppo spesso sono in evoluzione rapida e non vengono tenuti in aggiornamento dalle autorità sanitarie. Uno dei problemi emergenti in questo periodo è quello di come far avere il vaccino a chi è a casa. Sì. Non si può muovere, oppure sì, se si può muovere lo si può fare con grosse difficoltà, occorre un mezzo di trasporto, l'ambulanza della situazione, la sedia a rotelle, sono tante difficoltà. Sì. E anche la paura, perché se sono soggetti fragili, sì, non è così semplice, sono esposti anche ancora più di altri a esattamente. Come fate? Appunto, allora apro un'altra parentesi. Collegato a questi casi ci sono proprio i nostri operatori volontari che a loro volta, siccome stanno a contatto, avrebbero necessità di essere a loro volta vaccinati velocemente. Quello che chiediamo, l'appello è proprio di fare in modo che anche chi opera a contatto con questi casi possa essere preso in considerazione quanto prima. Cosa facciamo? Niente, in questo momento stiamo accompagnando moltissime persone quando sono nella programmazione vaccinale, proprio nei luoghi fisici perché questo avvenga, oppure ci chiediamo che siano le autorità sanitarie a venire dove non si può muovere, a casa se possibile. Ci sono tante situazioni in cui proprio non è praticamente realizzabile il trasferimento e il trasporto. Quindi segnaliamo. Oggi purtroppo non è che automaticamente arriva un medico, viene a casa, però almeno segnaliamo che quanto prima si sappia che in quella famiglia, quell'indirizzo, c'è bisogno di un intervento a domicilio per il vaccino. Ecco, io chiedo questo, siccome adesso siamo ancora nelle liste di categorie, almeno nella nostra nella regione del Veneto, liste di categorie, poi per carità si espanderà, adesso vedremo un po' l'evolversi delle dosi di vaccino e le varie vicende. E poi c'è l'altra questione degli anziani, adesso siamo per categorie di molto anziani, però magari persone di cui stiamo facendo riferimento non sono così anziani. Assolutamente, stiamo parlando anche di persone giovani, adulte e giovani. E quindi queste potrebbero avere il vaccino magari a settembre.
Adesso non sappiamo, No, l'importante potrebbero non rientrare nelle, fra virgolette, priorità attuali e quindi andare un po' in coda, invece meriterebbero di essere considerati al di là di una casistica puramente anagrafica, diciamo quindi così. Voi vi fate da forza trasversale per cercare di anticipare assolutamente queste categorie? Sì, cerchiamo di fare la giusta pressione, se posso dire in questo, perché si possa intervenire specialmente in casi molto avanzati quanto prima, insomma, ma per proteggere l'ammalato, la sua cerchia familiare, chi assiste e anche chi va a dare una mano, un aiuto, in questo caso che siamo la nostra realtà, insomma. Voi non siete caregiver? No, noi abbiamo anche una forma di caregiver, chiamiamola così, dipende se la famiglia ci chiede anche questo. A volte ci sono situazioni in cui non c'è nessuno che assista, cioè troviamo casi in cui c'è l'ammalato o la persona che sta male e che non ha praticamente nessuno che gli dia una mano, quindi molti dei nostri volontari vanno a fare anche i servizi, chiamiamoli di base, minimali, che vuol dire pulire, cucinare, fare la spesa, le cose anche che sembrano banali, ma se non c'è nessuno che lo fa, qualcuno lo deve fare, insomma. Quindi no, c'è anche questo assolutamente, quindi ci vestiamo anche di questo ruolo se purtroppo troviamo situazioni di questo tipo, e sappiamo che nella nostra città e anche nei nostri paesi, anche se non sembra, ma ci sono molte persone sole e isolate che non hanno più parenti o altre forme di assistenza, e quindi quando le troviamo, certo, dobbiamo immediatamente intervenire per quanto possiamo. Assolutamente. Un'altra questione per quanto riguarda queste persone estremamente fragili, poi anche malati terminali. Avete non so, una consulenza con dei medici per capire se è idoneo il vaccino, se può far più male che bene, no, cioè se possono affrontarlo oppure no? Ovviamente ci affidiamo a quelle che sono, come dire, le attuali linee guida, e ci mancherebbe altro. Non nascondo che c'è ovviamente un dibattito all'interno delle nostre realtà, abbiamo ovviamente anche delle figure sanitarie qualificate che ci danno una mano, però per il momento, insomma, ecco, non ci sostituiamo, diciamo, assolutamente. No, assolutamente, però viene quella situazione di delicatezza che la persona ha, se magari da sola non è in grado, sto pensando anche, non so, anche persone particolarmente anziane, malate, che sono da sole, oppure hanno ancora una persona che le sta vicina, altrettanto anziana, non in grado di spiegare bene tutto. Cioè magari voi date anche un'assistenza, però dovresti... cerchiamo, allora, come sempre, veramente non è un luogo comune, ma ogni caso va analizzato per la sua situazione complessiva, e quindi non è semplice. Facciamo il meglio che possiamo dando informazioni e creando, diciamo, quel tipo di interazione con chi deve intervenire, perché si possa valutare al meglio appunto l'intervento e in che grado, che livello, insomma. Ecco. Allo stato attuale i particolarmente fragili sono stati presi in considerazione per questi vaccini? Allora, oggi come oggi sono tra coloro che verranno presi in considerazione, però in questo momento non ci risulta che ci sia un programma operativo in azione. Sono stati coinvolti gli oncologici dallo IOV? Sì, esattamente. È vero che ogni giorno e ogni ora c'è un'evoluzione. Sappiamo che molte di queste situazioni sono sicuramente in programma. Ad oggi non c'è, come dire, un'azione già prossima o che sta partendo. Speriamo che questo avvenga quanto prima. Se ne sta parlando continuamente, diciamo così, perché non solo a livello nazionale ma anche a livello regionale e locale si sa benissimo che vanno protette queste situazioni perché sono molto a rischio, quindi noi crediamo e speriamo che sia veramente prossimo un programma operativo, diciamo così. Le persone che voi seguite, è capitato che ci siano stati casi di contaminazione? Purtroppo sì, in alcuni casi sì, perché ci sono appunto delle situazioni che non sono protette, diciamo, usiamo questo termine, quindi c'è un rischio anche di questo tipo, assolutamente sì. Come verranno convocati queste persone? Perché tanti, anche questo è l'altro aspetto importante, che sono un po' in apprensione. Torno a quanto dicevo prima. Informare, aggiornare, dare, come dire, il giusto livello di aggiornamento e di riconoscimento della situazione del caso, crediamo sia la base per poter programmare, proprio perché sulla carta magari ci sono dei dati, ma la realtà si evolve con una velocità incredibile, quindi è quello che cerchiamo di fare, proprio questo, di fornire, come dire, quelle informazioni per permettere alle autorità di fare le giuste scelte con dei criteri che speriamo siano anche condivisi, insomma, ecco, perché
mi permetto di dire che noi siamo a disposizione, cioè possiamo essere anche un tramite, un veicolo per poter raggiungere questi casi e poter intervenire quanto prima, insomma. Quindi sostanzialmente chi si sente solo oppure ha un familiare stretto che pensa di essere abbandonato se stesso non si ritenga solo. Certo. Perché voi comunque siete persone in carne e ossa, quindi assolutamente, non che intervenite e fisicamente cercate certo, di dare una mano anche sollecitando, sì. Certo. Ci dovete sollecitare sì, muovendo una rete, insomma certo, cercando di dare un supporto. È la famosa cittadinanza attiva, diciamo, i cittadini organizzati, perché siamo organizzati ovviamente, sì, c'è una grossa base di volontariato, ma c'è anche delle strutture funzionali, operative, insomma, figure anche dedicate, insomma, che cerca proprio di mettersi a disposizione e di intervenire. A volte siamo più rapidi, ovviamente, dei servizi, perché siamo lì prossimi e perché non ci costa nulla, fra virgolette, muoverci e andare. 2 giorni fa ero a casa di una famiglia alle 3 di notte, per dire, perché hanno chiamato disperati e non sapevano come muoversi. Insomma, a volte arrivi lì, dai delle informazioni, li tranquillizzi, gli dici come muoversi e già risolviamo un po' il problema, per dire, ecco, perché molti di noi hanno questo spirito. Abbiamo anche dei numeri di telefonici. Ecco, che mettiamo, volevo dire, sì, per contattarvi ci sono dei numeri. C'è sempre, a parte la nostra associazione, ma anche la rete che citavo prima. Adesso abbiamo un sito, il sito qual è? Si chiama proprio Rete Utenti per Caso. Rete Utenti per Caso. E ci sarà un numero verde, scusate, un numero di riferimento, forse anche un numero verde, ci stiamo pensando, e poi ogni singola associazione della rete ha comunque un suo contatto telefonico, ecco. Fortunatamente sia in internet sia qui social network, però non basta, a volte devi portare il volantino cartaceo, perché la signora anziana non è lì che si mette, se gli lasci in mano un bigliettino e il volantino, se ha bisogno ti chiama. Io giro anche con questo, insomma. Quindi voi vi rivolgete anche a persone particolarmente anziane, quindi fragili anche come anziani in quel senso? Anziani, ma anche può essere una persona adulta sola che sta male, Noi pensiamo sempre all'anziano, giustamente. No, io pensavo a persone adulte, però dopo dicevo, ci sono anche gli anziani, certo, che anche sì, che magari possono fortunatamente esistono altre reti, diciamo così, non siamo gli unici, come sappiamo. Sì, no, magari indirizzate alla rete più idonea per poter far fronte a situazioni diverse. Esattamente. Benissimo, allora siamo giunti al termine anche di questo appuntamento. Un messaggio finale. L'appello è proprio di pensare velocemente ai bisogni di protezione per le persone fragili e anche per le organizzazioni come la nostra rete, che cerca di aiutarli, perché insieme possiamo sicuramente dare un miglior contributo. La cosa peggiore sarebbe appunto che uno che si aiuta, che si adopera, che fa volontariato, esattamente, e rischia, si ammali, rischia non solo lui, ma dopo magari mette a rischio anche la vita delle persone più fragili. Questo bisogna tener conto, proprio così. Perché da noi il volontariato è fondamentale. Assolutamente sì. Allora, grazie di essere stato qui con noi, grazie naturalmente averci dato queste informazioni importantissime. Avete visto, non si è mai soli, mai pensare di essere abbandonati o cosa. Ci sempre sono persone che con grande generosità e altruismo si dedicano ad aiutare gli altri e a portare anche un supporto sotto vari profili, non solo fisico ma anche emozionale e concreto. Buon proseguimento e naturalmente noi ci ritroviamo domani. Grazie, buonanotte.